Una buona domenica telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Da alcune settimane, lo sapete, eccezionalmente anche alla domenica all'ora di pranzo. Una buona domenica, una buona giornata al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buona domenica a tutti voi. Grazie. Sindaco, cominciamo questa puntata parlando di viabilità e in particolar modo ci concentriamo su una viabilità sempre molto delicata in città. Ci stiamo riferendo all'anello delle tangenziali. Tra l'altro cominciano alcuni lavori di rifacimento dei guardrail, andiamo a vedere i dettagli nel servizio, poi però successivamente, Sindaco, facciamo un po' un ragionamento sulle tangenziali di Padova. Vediamo prima il servizio però. Già alle prese con i cantieri del tram, la pazienza degli automobilisti padovani sarà messa a prova anche dai lavori lungo la tangenziale. In città proseguono come da cronoprogramma gli interventi sia lungo via Gozzi che all'incrocio tra via Sografi e via Forcellini. Sono proprio questi i cantieri al momento più impattanti, dato che con la chiusura di un'intera strada, come nel caso di via Gozzi, o di un tratto di strada, come in via Sografi, costringono gli automobilisti a modificare i propri itinerari. Si annunciano invece meno impattanti i lavori di posa dei guardrail che interesseranno un tratto della tangenziale est. Sul ponte Belisario sarà installato un nuovo guardrail, mentre sul cavalcavia Stati Uniti il vecchio dispositivo di sicurezza sarà sostituito da uno nuovo e più performante. Un cantiere molto importante per la sicurezza della nostra tangenziale. È un cantiere che prosegue gli interventi che già nei mesi e negli anni scorsi, tratto dopo tratto, stiamo realizzando. Il tratto interessato è un tratto di 800 metri, il cantiere si svolgerà senza mai chiudere la viabilità in tangenziale. Previsti solo restringimenti di corsia. I lavori, affidati al Consorzio Stabile Odos di Verona per un ammontare di 600.000 euro, dureranno circa 12 settimane. Per arrecare il minor disagio possibile saranno svolti dalle 9:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì, iniziando dalla direzione sud. Sindaco, ai guardrail di solito ci presta poca attenzione la gente e ci dà un po' fastidio quando per sostituirli, insomma, la viabilità un po' ne risente, però poi ci sono delle situazioni in cui ci accorgiamo di quanto sia fondamentale avere dei guardrail in sicurezza. Quelli di Padova come stanno? Molta parte la stiamo facendo, se non sbaglio stiamo prendendo 2,5 milioni in guardrail. Deve essere in sicurezza anche per le moto. Sono guardrail che non sono in sicurezza. Quando un motociclista cade è pericolosissimo. Per cui sono pesanti investimenti per mettere in sicurezza tutti i guardrail, che non sono tutti, una grande parte. D'altronde, quando poi succede qualcosa, o il ponte che crolla, o il guardrail che non è una norma, tutti si scagliano addosso a chi non l'ha fatto, che responsabilità vi è. Per cui la sicurezza viene prima di qualsiasi altra cosa. Io capisco i disagi, anche qua ci vuole pazienza, però la sicurezza è prioritaria, penso, per tutti quanti. Se ognuno ragiona che noi stiamo facendo come amministrazione, come tante amministrazioni, stiamo investendo i soldi, perché adesso li abbiamo per PNR, doveva essere fatto entro il 2026, un po' di tranquillità. E lavoriamo per la sicurezza, per avere una qualità di sicurezza positiva. Poi abbiamo tanto traffico, sì. Questo sarà alimentato sicuramente per quanto riguarda il tram, dalla mobilità dolce in centro. Io sogno, e purtroppo non va avanti, però adesso tutti la vogliono, il famoso grande raccordo anulare. Se fosse stato fatto 25 anni fa, non sto recriminando, non sto dando colpa a nessuno, però adesso ci rendiamo conto il valore che ha. Siamo tutti colonnati, perché le macchine sono aumentate, non è vero che diminuiscono, aumentano in continuazione. Il trasporto su gomma purtroppo ha un'incidenza molto forte, sul ferro sta migliorando, ma sta migliorando a piccoli passi. Per cui bisogna... Però è innegabile che ci sono dei momenti della giornata in cui le tangenziali sono, Sindaco, veramente intasate. Sì. Questo non necessariamente per i lavori, ma quanto perché c'è un importante numero di vetture che circola attorno alla città, ci entra, ci esce. E poi qualche uscita è veramente difficile da fare operare. Stiamo anche lavorando per aumentare qualche uscita,
verso la zona industriale. A realizzare qualche uscita in più dalla tangenziale? Una in più per la tangenziale in modo tale da agevolare, però veramente è difficile. Poi c'è chi non vuole strade, chi dice più strade più traffico, c'è chi dice no, non è vero, più strade vuol dire meno inquinamento. Cerchiamo di avere un po' di buon senso. È vero, abbiamo tanto traffico e si lamentano tutti quanti, ma il traffico, cioè, ma sai anche tu che fai parte del traffico, anche tu puoi stare a casa, non sempre gli altri. Pensiamo sempre colpa agli altri. Però bisogna dare alternative, sindaco, se no uno come si muove? Certo, voi state facendo il tram, per carità. Trasporto pubblico, pubblico. Ad esempio l'ospedale sta facendo il car sharing, nel senso, gli lavoratori che vanno all'ospedale possono fare car sharing, per cui 3 che magari vengono da posti vicini, con un'auto vengono in 3 e danno qualche premialità. Bisogna adoperare tutti i sistemi perché si abbassi non solo l'inquinamento, ma proprio si abbassi il traffico. Bisogna fare qualcosa. No, io mi ricordo, leggevo i giornali a quel periodo, quando è uscito il corso del grande raccordo anulare, penso che metà sinistra e quarta non era d'accordo. Adesso sono tutti d'accordo che venga fatto. Ecco, però è tardi. Su questo però, sindaco, c'è ancora qualche margine di manovra o veramente è un progetto che bisogna accantonare una volta per tutte? No, io mi auguro di sì, come volontà personale. Ci stanno ragionando sia in provincia che con la vicepresidente De Berti. Purtroppo la società che aveva i compiti di fare, ricordo che era un project, per cui era con soldi privati, è in causa con ragione e quando fai cause di questo tipo qua vanno avanti anni. Io spero che si risolva in qualche maniera, non causa, che cambi il progetto in qualche maniera, però la regione non ha soldi, il comune non ha soldi, non ha risorse, bisogna trovare i privati che poi facciano pagare ovviamente un pedaggio, però... È quello il problema, sindaco, perché poi quale sarebbe il vantaggio per i cittadini però? Perché se per realizzare un'infrastruttura di questo tipo, cioè alla fine continuano a pagare sempre i cittadini... Ma è come per Montana. Per Montana, sono tutti contenti adesso che c'è, io non l'ho mai provata, sono tutti contenti specialmente del trasporto pesante, anche se costa. Sì, allora per carità sicuramente contenti dell'alternativa, però insomma non tutti sono contenti di pagare anche perché la cifra non è proprio a buon mercato e insomma soprattutto forse al momento la Pedemontana non è così percorsa quanto ci si aspettava, insomma, perché legittimamente qualcuno dice, beh, ma insomma io forse pagare un pedaggio così alto, preferisco magari metterci un po' di più, prendere della viabilità alternativa. Cioè, dove sta il punto di incontro tra le due cose? Cioè, io penso che il tempo sia un valore importantissimo, per cui se uno risparmia tempo è disponibile a pagare un po' di più. E chiaramente uno dovrebbe fare la regione, lo Stato. Siamo in una situazione difficile come regione, come Stato, come comune, come provincia. Mancano risorse, poi possiamo girarci attorno a quello che vogliamo, però che sia a destra e a sinistra, mancano risorse, nel senso, abbiamo un debito spaventoso in Italia e continuiamo a fare debito, l'unità finanziaria è stata fatta in debito, ma metà finanziaria, per cui è inutile, perché è facile dire, bisogna abbassare il debito, bene, così vuol dire fare cosa? Aumentare tasse, tagliare servizi, e nessuno vuole farlo perché vuol dire perdere le elezioni, dobbiamo essere concreti. E di conseguenza diventa molto difficile, per cui... È una decisione forte la potrebbe prendere lei che magari un prossimo mandato non lo farà, anche se non le porterà consensi. Ma in che senso? Aumentare le tasse? In generale, nel senso lei ha sempre detto che ha preso alcune decisioni nel corso degli anni che le hanno sempre detto, penso al Pollini, le hanno detto, ma sindaco guardi che questo non porta voti, ok? A me interessa il cielo, ho sempre detto, non mi interessa il consenso, per carità, non voglio certamente dare fastidio ai miei concittadini, però le risorse tipo il tram, quando ho visto la possibilità di prendere le soldi per fare il tram, lo faccio, sapevo che fuori un po' di confusione. Le stesse cose per il conservatorio, per l'auditorio, per tutto penso porterà qualche giallo, però dopo avremo qualcosa di importante, quando aumenteranno un po' l'alta velocità, la stazione, e tolgono per 2 anni e mezzo il Borgo Magno, bene abbattuto, Borgo Magno, bene abbattuto, per 2 anni e mezzo la cella è isolata. Io lì non voglio pensare a che disastro succederà. Io non ci sarò, per cui... No, lei è felice di questo? No, però sono responsabile, sto cercando di fare in maniera tale di evitare i problemi ovviamente, però sarà abbattuto, non c'è soluzione e i lavori dureranno 2 anni e mezzo.
c'è un ponte alternativo, fatto il suo tempo, però Borgomagno è un'altra cosa. Borgomagno è un'altra cosa, per cui, ma saranno tante cose, per avere delle opere fatte bisogna fare dei sacrifici, dopo cambierà. Sull'alta velocità avete novità, Sindaco? Io penso vengono a fine di questo mese sia il commissario generale Marcello Alta Velocità, sia per il Brutto che per quanto riguarda le stazioni, presentare progetti non definitivi, progetti di fattibilità per poi passare alla fattibilità, facendo un concorso, ovviamente, ve lo fanno loro, non c'entriamo noi, se è solo collaborazione, in termini di social solo loro. La stazione sarà la famosa stazione bifacciale, per cui collegherà finalmente la Cella, collegherà, proprio come abbiamo sempre detto, per cui l'8 e il 9 sono i due binari finali dell'alta velocità, andranno solo rivolte alla Cella, per cui la Cella avrà la stazione, Padova la stazione, la Cella la stazione. C'è un sovrappasso che avrà la caduta per ogni binario, ci sarà la ciclabile che sale dalla Cella e scende in centro e viceversa, il piano Boeri. E spero che crolino l'accordo ulteriormente con Boeri per fare sì, non il progetto della stazione, per fare la parte verso Padova, fatta come aveva indicato Boeri, per cui sarebbe una grande opportunità. I lavori però per realizzare la stazione nuova porteranno dei disagi al traffico ferroviario? Potranno arrivare meno corse a Padova? Da quello che so io no. Quindi comunque il servizio riuscirà ad essere garantito per i cittadini? Diciamo che le linee che vanno intercettate, sia le linee che il territorio, non creano un prossimo problema. Vicenza sta creando qualche problema, nel senso, no? Vicenza devono passare in centro, per certo. cui molte case erano battute, per cui non è facile per... Sì, l'abbiamo anche documentato, c'è qualche problema relativo anche poi agli espropri, perché partiranno insomma da qui a poi i prossimi mesi. Finché tocchi i terreni si arrabbiano, ma quando tocchi le case si arrabbiano 10 volte tanto, ovviamente. Certo, perché insomma la casa è il luogo in cui le persone si sentono a sicuro, e quindi è inevitabile. È un po' difficile. Ci prendiamo una brevissima pausa, Sindaco, torniamo tra poco, abbiamo altre tematiche da affrontare relative alla città di Padova. Rimanete con noi.